È probabilmente il tema che più di ogni altro negli ultimi mesi ha riempito le pagine di politica dei quotidiani a nord-est. Parliamo della possibilità di concedere ai presidenti di regione di candidarsi per un terzo mandato consecutivo, quarto mandato nel caso del presidente del Veneto, Luca Zaia. E proprio nella nostra regione c'è una risposta che arriva dalle piazze, da alcune manifestazioni alle quali partecipa proprio il presidente Zaia, le continue richieste di un selfie insieme, gli incessanti attestati di stima, le preghiere per un ulteriore soggiorno di 5 anni in regione. Insomma, lo sappiamo, secondo i sondaggi, Luca Zaia è il presidente di regione con il consenso più elevato. Detto questo, però, la risposta che proviene dal sondaggio di SVG per i quotidiani del gruppo NEM ha sfumature molto differenti e, interrogati sull'opportunità della previsione di un tetto ai mandati dei governatori, cioè dei presidenti di regione, gli elettori si sono espressi nettamente a favore del limite. Nel quesito non c'era alcun riferimento ai presidenti potenzialmente interessati, né a Zaia né ad altri presidenti a fine corsa. Oltre al presidente veneto, ormai al terzo incarico, ci sono l'emiliano Stefano Bonaccini, prossimo a salutare l'amministrazione regionale, e il friulano Massimiliano Fedriga, che pure ha iniziato il secondo mandato solo da un anno. Tuttavia, vista la cornice geografica del sondaggio, il responso è comunque significativo e quindi gli elettori a nord-est dicono questo: il 29% degli intervistati è contrario a qualsiasi limite, il 42% è la percentuale quando si parla di elettori di centrodestra, ma il 39% ritiene corretto il limite dei 2 mandati e il 22% eleverebbe il limite a 3. Complessivamente, quindi, il 61% degli intervistati ritiene giusto che ci sia un tetto, un limite ai mandati dei presidenti di regione. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 24 maggio 2024. La prima notizia del giorno riguarda il tetto ai mandati dei presidenti di regione. La maggioranza del campione, il 61% appunto, ritiene giusto che ci sia un limite. Lo leggiamo sui quotidiani del gruppo NEM in un articolo di Laura Berlinghieri. Sono i risultati di un sondaggio condotto da SVG proprio per i quotidiani del gruppo NEM. 1 su 4 tra gli intervistati pensa che l'incandidabilità debba scattare dopo il terzo mandato. Tra chi è contrario a qualsiasi sbarramento, il 42% è di centrodestra. Ma in ogni caso il dato è che la somma tra chi è a favore del tetto dei 2 mandati, il 39%, e chi vorrebbe invece un limite di 3 mandati, il 22%, quindi una percentuale complessiva del 61%, in ogni caso non vorrebbe una nuova candidatura di Luca Zaia, che è già al terzo mandato. I cittadini che a nord-est sono contrari a qualsiasi limite e che quindi potrebbero ammettere una nuova candidatura del presidente Zaia sono meno del 30%, e questo è un dato che in qualche modo dovrebbe riportare il dibattito, la discussione sul limite dei mandati per i presidenti di regione dentro altri binari diversi da quelli in cui l'abbiamo visto in questi mesi, con un coro di voci quasi unanime da parte della maggioranza di centrodestra a favore del terzo mandato, del quarto mandato nel caso di Zaia, in alcuni casi addirittura contro il concetto stesso di un limite dei mandati. Lo stesso presidente della regione Luca Zaia ha criticato proprio la possibilità che sia posto un limite alle candidature successive, ai quinquenni durante i quali la stessa persona può esercitare il ruolo apicale dell'amministrazione regionale, e dicevo un coro quasi unanime, nel senso che le voci contrarie si sono levate naturalmente tra le fila dell'opposizione, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e altre sigle, ma l'idea di Zaia, o comunque di una candidatura di Zaia senza limiti, ha trovato consensi anche
nel campo del centrosinistra o comunque fuori dal perimetro della coalizione di governo. Non ha trovato consensi però evidentemente tra la popolazione, tra i cittadini, e questa forse è una prima volta per Zaia, presidente appunto che finora ha sempre goduto di un consenso elevatissimo e che soprattutto è sempre stato abile nell'interpretare e nell'inseguire l'opinione dominante, i temi più popolari e anche nelle situazioni più difficili, possiamo dirlo, per il centrodestra, ad esempio la questione del fine vita, i temi etici. Anche lì ha saputo inseguire l'opinione della maggioranza dei cittadini che con percentuali davvero elevate, l'80% addirittura, sono a favore dell'eutanasia e del suicidio medicalmente assistito. Zaia in quel caso aveva preso una posizione molto chiara, l'aveva espressa anche con un voto che addirittura l'aveva visto in minoranza all'interno della sua maggioranza, ma pur sempre allineato con il sentire comune dei cittadini. In questo caso invece, forse per la prima volta, e comunque sicuramente per la prima volta in modo così eclatante, Zaia si trova dalla parte opposta, e cioè a chiedere un quarto mandato per se stesso, quando invece la stragrande maggioranza dei cittadini, almeno di quelli intervistati da SVG per i quotidiani del gruppo NEM, è assolutamente contrario a un ulteriore mandato da presidente della regione, non solo per lui naturalmente, ma per tutti. La domanda citava Zaia, De Luca, Bonaccini, Emiliano, Toti, Fontana e Fedriga, ma appunto il primo citato era proprio Luca Zaia. Insomma, un sondaggio che farà riflettere sicuramente più di qualcuno. Ma noi proseguiamo la rassegna stampa di oggi e parliamo delle precipitazioni e del meteo, delle allerte meteo di questi ultimi giorni. A maggio piogge da record vicine all'alluvione 2010, lo leggiamo sul Corriere del Veneto di oggi. Secondo ARPAV, cicloni e correnti umide, le precipitazioni più intense da 30 anni. 202 mm di media a maggio 2024, 689 mm di pioggia dal 1 gennaio. Le zone più piovose del Veneto sono le aree alpine e prealpine, sono fra le più bagnate d'Europa in questo mese, quindi un maggio da record. Sempre sulle pagine del Corriere del Veneto troviamo un'altra notizia. Il quotidiano dedica le prime due pagine a un grande evento, il Giro d'Italia, la corsa in Veneto. Sveglia all'alba per un posto in prima fila al traguardo. Ero il massaggiatore di Pantani, ma mi commuovo ogni volta. Uno dei racconti in queste due pagine. Ci sono stati anche episodi spiacevoli, negativi, sono stati trovati chiodi sul percorso a Treviso, altri episodi invece molto belli, l'omaggio a Giulia a Vigonovo, Giulia Cecchettin naturalmente. Ma leggiamo il titolo: dalle Dolomiti a Prato della Valle, l'abbraccio dei 150.000 al Giro d'Italia. L'articolo è di Gabriele Fusarpoli, le foto naturalmente sono quelle della corsa. A fare il tifo anche i campioni del passato, non ci sono piazze più belle di questa, le voci di Bettini, Pozzato, Ongarato. Oggi è previsto l'arrivo a Sappada, cresce l'attesa nel frattempo per la scalata al Monte Grappa, prevista sabato con un doppio passaggio. E poi prosegue il racconto del Corriere del Veneto. La nostra regione da sempre ha un legame fortissimo con le due ruote e regala protagonisti sia sul sellino che a bordo strada. E infatti Andrea Pistore racconta altri volti, altre storie, gli strateghi di Pogacar, le voci sulla moto della Rai e le giovani promesse, i veneti della Carovana Rosa. Dainese di Abano, il velocista è arrivato quarto, consolato dagli amici. Insomma, dopo il passaggio in Friuli di domani, sabato l'ultima tappa prima di Roma, proprio a Bassano del Grappa. Ma chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime due notizie. La prima la troviamo di nuovo sui quotidiani del gruppo NEM. Non dovranno studiare Dante perché sono musulmani. Divina Commedia, la decisione di una prof dopo aver sentito le famiglie. Un caso
che in qualche modo sta già facendo discutere. Si tratta di 2 alunni delle scuole medie, va detto, quindi non delle superiori, non di un liceo, ma delle scuole medie, che sono stati esonerati dallo studio della Divina Commedia di Dante perché musulmani. Leggiamo sui quotidiani del gruppo NEM, leggiamo anche che la decisione è stata assunta da un insegnante di una scuola media di Treviso, da capire se in accordo con la direzione scolastica o se per scelta personale. Il caso nasce in classe quando l'insegnante, nell'affrontare il 200, si appresta ad introdurre il Sommo Poeta e la sua opera più grande, che di sicuro non sarebbe stata approfondita in toto, non ci si riesce nemmeno nei licei, ma che per essere compresa andava correttamente inquadrata dal punto di vista storico, filosofico, per quanto possibile alle medie, e ovviamente religioso. Di qui, stando a quel poco che si sa della vicenda, lo scrupolo. Essendoci in classe vari ragazzi che non frequentano l'ora di religione perché di fede musulmana, l'insegnante decide di far scrivere agli studenti un avviso per le famiglie per domandare se vogliano o meno far affrontare ai loro figli la Divina Commedia. Quando 2 famiglie non danno il consenso, anche qui non è chiaro che tipo di comunicazione sia stata, l'insegnante decide di esonerare i 2 ragazzini dallo studio della Divina Commedia. In compenso organizza per loro un approfondimento su Boccaccio. Leggiamo sempre sui quotidiani del gruppo NEM che non si tratta di una novità. Anche negli anni passati il rapporto tra la fede musulmana e l'opera di Dante è stato oggetto di tensioni e di dibattiti. Non tanto per il contesto cristiano che fa da sfondo all'opera, ma per il posizionamento di Maometto all'inferno fatto da Dante. Leggiamo che il provveditorato provinciale ha annunciato chiarimenti e approfondimenti. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, il titolo è questo: musulmani chiedono di non studiare Dante e il preside li esenta. Le famiglie di 2 alunni, no alle lezioni sulla Divina Commedia, Boccaccio per i loro figli. La vicenda in una scuola media del centro di Treviso su iniziativa di una prof. Evitare inferno, purgatorio e paradiso. In passato l'insegnante aveva dovuto gestire lamentele di genitori non cattolici. In un primo tempo la scelta avrebbe incontrato le resistenze del dirigente scolastico, che poi ha dato l'ok. Qui l'articolo è di Paolo Calia. Chiudiamo con una notizia flash, quella di un incidente stradale nel Vicentino. Un tir di bestiame si è ribaltato in A4, traffico in tilt perché il tir trasportava mucche e quindi la strada purtroppo si è riempita di carcasse, ma anche di vitelli e mucche che sono rimasti incastrati nel rimorchio, con alcuni che sono fuggiti lungo le carreggiate dell'autostrada. Quindi il titolo è: tir di bestiame si ribalta in A4, mucche in fuga e traffico in tilt. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Auguro a tutte e tutti voi una buona giornata ed un buon fine settimana.